il primo strappo in campionato dopo la vittoria contro Tortona. Totè e Tessitori, il primo possesso dei biancorossi per l'8-0. Tucker aspetta il blocco di Tessitori, prova ad andare fino in fondo, scarico in angolo, tripla di Sims. Eccoli qui i primi tre della Reyer. Parks schiacciato per Tessitori, faccia a faccia con Totè. Tessitori, altro contatto, per gli arbitri non c'è nulla. Tessitori da mezzo metro si divora prima il vantaggio, poi lo trasforma, torna avanti la Reyer. Il pallone a Tucker che poi lo ritrova a scambio con Sims, mette il pallone per terra, consegna nelle mani del entrato Brown. Tessitori subito per Tucker, fino in fondo l'inchiodata sulle tacche, Blue It largo, il blocco non lo porta Visconti che scappa via, Tambone lo vorrebbe servire, deraglia completamente, corre Venezia con un'altra inchiodata, ancora lui, ancora Tucker che decolla alla Vitri Frigo Arena, chiude col punto esclamativo Venezia questo primo quarto. Fuori per Brooks, Brown, 14 secondi nuovamente nelle mani di Tucker dal palleggio, bomba col fallo, inarrestabile in questi primi minuti di partita, primo quarto e mezzo quasi alla Vitri Frigo Arena. Brown scappa via, Casarin palleggia con mano sinistra, poi il blocco, Casarin trova il varco per buttarsi fino in fondo senza neanche guardare il ferro per Riccardo Visconti. 2 su 2 dopo 5 minuti torna a sbloccarsi la VL, 31-21, ultimi 6:40 di secondo quarto, un altro canestro facile, spalle a canestro per il giocatore della VL, mentre Totè ha un mismatch da poter provare a sfruttare sulle tacche, si gira, va alla conclusione, Leo Totè resta in equilibrio con il fisico e poi cambio mano di Totè sospisso. Blue It mette il pallone per terra, fuori McCallum penetra, Tessitori prova a stargli dietro, poi McCallum si inventa un tiro non facile, lo manda al segno Pesaro nelle mani di Spissu. 7 secondi, 6 secondi, Tessitori finta il blocco, poi scappa via Sims, bomba dal nulla quasi allo scadere dei 24. Poi la già citata esperienza dell'anno scorso in Australia con il Melbourne United, che ha viaggiato a 18 di media partita. Nel frattempo Pesaro torna dietro la schiena, poi scarico fuori Bamford, 10 secondi 1 contro 1 con Parks, si separa McCallum, anticipo Connell che va a schiacciare, sesto rimbalzo di Brooks, blocco Mazzola, McCallum prova ad andare fino in fondo, subisce il contatto e buono il canestro. Ci sarà anche il gioco da 3 punti potenziale di 13, palla in mano Brown contro McCallum, arriva l'aiuto di Parks, Brown prova ad andare fino in fondo contro McCallum, lo sposta fin sotto al canestro, segna il più 15, 60-45. Totè in campo per Tambone, ma il tempo è già finito. Tambone che palleggia, prova a penetrare, scarico per Totè, ottima lettura di Brown, e pallone forse un po' pigo e prevedibile da parte di Tambone, poi Brown morbido alza l'arcobaleno che allontana ancora di più la squadra di Buscaglia. Visconti chiude, gioca 2 con l'inchiodata Brooks, Casarin sotto per Tessitori contro Visconti, reversa Tessitori, poi scarico sotto per Casarin, bello il gioca 2, settimo punto, riceve, resta dietro Bamford, poi Tessitori, di nuovo Casarin, poi Brooks rischia la persa, Totè tocca, 3 contro 0 Pesaro, Bamford con mano destra appoggia Carpegna Prosciutto, il primo è arrivato poco fa da parte della Reyer Venezia. Visconti, bomba in angolo per riportare i suoi a meno 15, 4 secondi anche questa volta, Pesaro costretto ad arrivare a giocare il tutto al limite dei 24 con una gran bella conclusione firmata da McCallum. Lunga rimbalzo di Totè, ultime speranze per la Carpegna Prosciutto, McCallum in palleggio, Totè passa lì vicino, blocco per fermare Spissu, Totè con mano sinistra si appoggia al vetro, spacchia, richiama time out, la prima lontano dalla Taliercio. Brown palleggia, 5 secondi, 4 secondi, poi conclusione, galleggiando in area, la ciliegina sulla torta per la vittoria della Reyer alla Vitri Frigo Arena. Per l'ultimo possesso della partita, Blue It si gira, tira, sbaglia il rimbalzo di Parks, vince Venezia che sbanca Pesaro, 7-6, 6-4, seconda vittoria consecutiva in campionato.